Albania, Puglia, Sicilia, Sardegna, Piemonte, cosa hanno in comune? E visto che i media non ne possono parlare, vediamo insieme questo nuovo episodio in cui ti racconto il mondo attraverso le lenti del marketing e della comunicazione. Grazie ai social abbiamo capito che l'Albania è scesa in piazza per tanti motivi. I media a noi ci parlano solo della questione ecologica, ma quella è solo un aspetto. Non ci potevano parlare di tutti gli altri aspetti perché questa identica cosa sta succedendo anche in Italia. Stampa e TV non sono liberi, per cui non ce la possono raccontare. In Puglia l'agenzia immobiliare Coral 37 sul suo sito ha pubblicato il suo bellissimo progetto. Si chiama letteralmente Israele Colony in Salento, una comunità autosufficiente con scuole proprie, sanità propria, servizi propri, separata dalla popolazione locale. Un enclave, un territorio interamente circondato dai confini di uno stato. Per dirla facile, immagina un quartiere in Puglia dove i negozi sono kosher, nelle scuole si insegna in ebraico, i prezzi delle case sono talmente alti che i pugliesi non se le possono permettere. Sei ancora in Italia, ma quel quartiere in Italia non esiste più. Se lo cerchi online, il sito di questa azienda non lo trovi più, il progetto non lo trovi più, perché è stato cancellato, sono stati chiusi i loro profili social e il loro avvocato si è giustificato dicendo che era un errore di comunicazione, un errore di traduzione, perché colony in ebraico non significa quello che significa per noi. Però questo articolo era scritto in inglese. In Piemonte l'azienda israeliana Econ Energy vuole costruire campi agrivoltaici su 117 ettari di terreno. Significa che gli agricoltori di quella zona se ne devono andare. La Ellomi, altra azienda israeliana chiaramente, ha vinto già il primo appalto. In Sardegna e in Sicilia abbiamo la Ashstrom, costruzioni e immobiliare israeliana, già inserita nella lista nera dalle Nazioni Unite per gli insediamenti illegali in Palestina. Hanno prenotato interi resort. L'esercito italiano presidiava gli ingressi. Adesso lo sapete, fatelo sapere anche agli altri. Con la collega Sabrina Licheri denunciamo al Paese che in questi giorni in Sardegna si sta consumando un omicidio. È un omicidio silenzioso, senza urla, senza sirene, ma non per questo meno grave, perché al posto del sangue scorrerà il cemento, al posto della vita avanzeranno le ruspe. Il luogo di questo omicidio naturalistico è Cala Finanza, Porto San Paolo, davanti a quel profilo straordinario dell'isola di Tavolara, un'oasi naturalistica, un luogo che fino a ieri era considerato intoccabile e che oggi sta per soccombere sotto il peso del cemento. E tutto questo, badate, non per un evento inevitabile, ma per una decisione che porta la firma del Consiglio dei Ministri del governo Meloni. Questi fatti, perché così domani nessuno possa dire io non sapevo niente. È arrivato poco tempo fa in Sardegna una multinazionale straniera con un progetto destinato a stravolgere questo angolo di paradiso. Il progetto prevedeva un complesso turistico importante, pensate, un hotel a 5 stelle, decine e decine di ville di lusso, una piscina, un campo da golf, addirittura un porto turistico. Un intervento che trasforma evidentemente un'area protetta in un prodotto immobiliare destinato a pochi privilegiati. Un intervento incompatibile, mi pare del tutto evidente, con il valore paesaggistico di quel luogo, tanto da essere stato bocciato dal Comune, dalla Regione Sardegna, dalla Sovrintendenza, dal Ministero della Cultura e dal Corpo Forestale. E allora che cosa ha fatto la società proponente? Ha per caso cambiato il progetto? No, non ha cambiato il progetto, ha cambiato il tavolo. È venuta qui a Roma e a Roma ha trovato lo strumento che gli ha consentito di scavalcare quel muro di pareri contrari. La ZES unica per il Mezzogiorno. Pensate, uno strumento studiato per creare sviluppo, ma che è stato utilizzato come un grimaldello per aggirare le leggi ordinarie. E così oggi ciò che è stato respinto dagli enti territoriali ha trovato una corsia per arrivare fino al Consiglio dei Ministri. Il 4 giugno scorso il Consiglio dei Ministri del governo di destra ha respinto l'opposizione presentata dalla Regione Sardegna e attraverso la decisione ed una variante urbanistica collegata al progetto ha reso possibile la trasformazione dell'area. Da area di conservazione integrale oggi è diventata zona turistico ricettivo. Quindi, Presidente, concludo, la questione riguarda il messaggio che questa decisione del governo centrale consegna al Paese. Perché se un luogo protetto per il suo straordinario valore ambientale può essere trasformato per fare spazio a ville di lusso, a piscine, a campi da golf, allora nessun luogo più in questo Paese può sentirsi al sicuro. Oggi si chiama Cala Finanza, domani potrebbe chiamarsi in un altro luogo. Allora la domanda che rivolgiamo al governo è semplice: ma voi pensate davvero che il futuro della Sardegna passi attraverso la cementificazione dei nostri luoghi più preziosi? Voi pensate davvero che la competitività di un territorio si misura dal numero delle ville di lusso che andate a costruire sulle sue coste? Noi crediamo esattamente il contrario e per questo vi diciamo, per il suo tramite, Presidente, tornate indietro finché siete in tempo, perché se non lo farete dall'altra parte c'è un popolo vigile determinato alla pacifica ribellione civile. Tornate indietro.
finché siete in tempo, perché se non lo farete voi troverete studenti, giovani, cittadini, lavoratori, associazioni, amministratori pronti ad una battaglia civile e politica. Tornate indietro finché siete in tempo, perché dall'altra parte c'è un popolo intero che è pronto ad alzarsi in piedi per difendere quella che è la cosa più preziosa del mondo, la propria terra e la propria libertà. I non ebrei vengono chiamati goyim, goi al singolare, cioè i gentili, definiti nel Talmud anche come bestiame e animali parlanti, cioè praticamente tutti quelli che non sono ebrei, ok? Sono delle bestie e animali parlanti. Poi, ma si è parlato del razzismo che metodicamente gli ebrei adoperano nella loro vita. Questo razzismo di origine ancestrale è evidenziabile in uno dei loro testi sacri, il Talmud. Allora, cominciamo. I giudei sono esseri umani, cioè gli ebrei sono esseri umani. Le altre persone del mondo non sono esseri umani, ma bestie. Baba Metzia, firmato. Poi, nonostante le persone del mondo somiglino esteriormente ai giudei, agli ebrei, loro sono in effetti solo come scimmie paragonate agli uomini. Schene Lukot Yaberit, firmato. Le anime delle persone non giudee vengono dal diavolo e sono anime come quelle che hanno gli animali e il bestiame. Il seme dello straniero, si riferisce ai figli degli stranieri, è anch'esso seme di bestia, figlio di bestia. Scelfia tal 4.2 ok, firmato. Le case di Gohim sono le case degli animali. I matrimoni tra gentili non sono dei veri legami, la loro coabitazione è come tenere cavalli in coppia, pertanto i loro figli pertanto i loro figli non sono umanamente legati ai loro genitori. Shulchan Aruch, firmato. Poi, il seme figlio del cristiano non vale più di quello di una bestia, cioè il figlio di un cristiano non vale più di quello di una bestia. Tutte le donne non ebree sono prostitute, e ben Hazar. Poi, ad un giudeo è permesso stuprare, truffare e spergiurare, ma deve curarsi di non farsi scoprire, così che Israele possa non soffrire. Shulchan Aruch Gioie Deha, questa roba la studiano a scuola fino a quando hanno 5 anni. Un giudeo può violentare ma non sposare una donna non ebrea. Poi, una ragazza gentile dall'età di 3 anni può essere violentata. Aboda Sara, 37 anni, firmato. Poi, se un giudeo violenta una ragazza non giudea e un altro giudeo che lo vede è chiamato a testimoniare, quel giudeo deve senza esitazione mentire. Giore Dea, firmato. Poi, non salvare un cristiano in pericolo di morte. Hikot Akum X1, una roba del genere. Poi, le firme le leggo così, ma è tutto documentato. Lo sterminio dei cristiani è un sacrificio necessario. Ripeto, lo sterminio dei cristiani è un sacrificio necessario. Zohar, secondo 43a. Le nascite tra i cristiani devono essere materialmente diminuite. Zohar, secondo 64b. Se un goim, cioè un non ebreo, uccide un goim o un giudeo, è responsabile. Ma se un giudeo uccide un goim, non lo è. Cioè, ma vi rendete conto? E questi studiano e credono in queste cose. Josefa Aboda Zara 8.5. Poi, ogni straniero non ebreo che onora la domenica deve essere ucciso senza esitazione. Sanhedrin, firmato. Poi, andiamo avanti. Il migliore tra i cristiani deve essere strangolato. Rasoni, Exodus 14, firmato. Poi, è permesso uccidere un denunciatario degli ebrei dappertutto. È permesso farlo anche prima che abbia denunciato. Shulchan Aruch Chosken. Amish Kapat 338, una roba del genere, firmato. Chi versa il sangue dei Goim, chi uccide i Goim, offre un sacrificio a Dio. Talmud Jalkut Simeoni. Cioè, chi versa il sangue dei non ebrei offre un sacrificio a Dio. Poi, se un pagano colpisce un giudeo, merita di morire. Se un non ebreo colpisce un ebreo, merita di morire. Poi, Sanhedrin 58b. Un rabbino Jochanan dice: un Goim che ficca il naso nella legge, colpevole di morte. Talmud, Sanhedrin 59a. È vietato introdurre un non ebreo ai segreti della legge. L'ebreo che fa questo è colpevole, come se avesse devastato il mondo e negato il sacro nome di Dio. Hai capito? Questi si tengono tutti in segreto. Il Talmud non è una cosa che si può diffondere. Ok? Queste puttanate, criminali, assassini, razzisti, nazisti, fascisti. Allora, sacro nome di Dio. Poi, i proseliti sono pericolosi per il giudaismo, come le ulcere lo sono per un corpo sano. Talmud. Poi, un animale che è stato macellato da un gentile o da un ebreo convertito deve essere considerato come un animale malato. Sholok Aruch, firmato. Poi,
Shulchan Aruch Joed A15. Poi è proibito per un giudeo bere da un bicchiere di vino che è stato toccato da un gentile, cioè da un non ebreo, poiché il tocco ha reso il vino sporco. Shulchan Aruch Joed A122. Poi i giudei sono stati creati per essere serviti dai non giudei. Questi ultimi devono arare, seminare, diserbare, scavare, mietere, legare, setacciare, macinare. Gli ebrei sono stati creati per trovare tutto ciò già pronto. Ma voi vi rendete conto? Questa è la follia pura. Firmato Berantot. Poi, una vergine di 3 anni ed un giorno può essere ottenuta in matrimonio dopo un atto sessuale. Cioè questi si scoprono una bambina di 3 anni e può essere ottenuta in matrimonio. Pedofili che non siete altro, schifosi. Poi Sanedrin 55b. Una donna che ha avuto un rapporto sessuale con una bestia, esempio un cane, è idonea a sposare un prete. Yabamot 59b. Gli ebrei devono sempre cercare di imbrogliare i cristiani. Poi, quelli che fanno del bene ai cristiani non risorgeranno mai dai morti. Okay. I rapporti sessuali con un bambino al di sotto degli 8 anni d'età sono leciti, pedofili schifosi. Talmud, Sanedrin 69b. Quando un non ebreo deruba un ebreo, deve restituirgli tutto, ma se avviene il contrario, l'ebreo non deve restituire nulla. Inoltre, se un non ebreo uccide un ebreo, deve essere ucciso anche lui, ma non il contrario. Talmud, Sanedrin 57a. E qui ho ancora un po' di pagine, vediamo se ce la faccio. Gesù nacque bastardo. Talmud, Yebamot 49b. Poi Gesù fu punito e mandato all'inferno, dove fu gettato in escrementi ribollenti. Poi, tutti i gentili non sono degli animali, quindi tutti i loro bambini sono bastardi. Tutti i gentili sono solo degli animali, quindi tutti i loro bambini sono bastardi. Talmud Yabamot 98a. Poi, è giusto per una bambina di 3 anni avere rapporti sessuali. Talmud firmato con 8000 firme. Poi, è giusto divorziare dalla propria moglie se rovina il cibo o se si trova una donna più bella. Talmud GT 91a. Il Messia darà agli ebrei il dominio del mondo, al quale serviranno e saranno sottoposti tutti i popoli. Hai capito questi pezzi di merda che cosa hanno in testa? Ecco perché fanno fuori i palestinesi, fanno fuori la gente che cerca l'acqua e il cibo. Hai capito? Il Messia darà agli ebrei il dominio del mondo, al quale serviranno e saranno sottoposti tutti i popoli, sottomessi. Ok, poi ancora l'ultimo, speriamo che ci stia dentro. Che cos'è una prostituta? Ogni donna che non sia ebrea. Gli ebrei devono sempre cercare di imbrogliare i cristiani. Il primo era Eben Ha-Eser 6.8 e quest'altro è Zohar I primo 160a. Poi, quelli che fanno del bene ai cristiani non risorgeranno mai dai morti. Ok? Poi ancora, che cos'è una prostituta? Ogni donna che non sia ebrea. Certo. Poi ce n'erano altri che parlavano che è lecito violentare le bambine di 3 anni, tutte queste cose qua. Cioè, io, guardate, non ho commenti su questa cosa, non ho ulteriori commenti. נגילה הווה, נגילה הווה, נגילה ונשמחה, הווה, נגילה הווה, נגילה הווה, נגילה ונשמחה, הווה נרננה, הווה נרננה, הווה נרננה ונשמחה, הווה נרננה, הווה נרננה, הווה נרננה ונשמחה. אחים ארץ שמח, אחים ארץ שמח, ורוחים ארץ שמח, אחים ארץ שמח, ורוחים ארץ שמח. הווה, נגילה הווה, נגילה הווה, נגילה ונשמחה. הווה, נגילה הווה, נגילה הווה, נגילה ונשמחה. הווה נרננה, הווה נרננה, הווה נרננה ונשמחה. הווה נרננה, הווה נרננה, הווה נרננה
רננה בין שמחה